Mincatan il destin nom aspelan vinese dai soggiog masnà. Sumant l'Alessandrin, vers la fin del Settecento, nen distant da Casal Monfrà. Ante il giardin, suagnarna cara aristocratica, a jencit che sdesmura fet gau, sicur che parei arriverà dall'altra parte della terra. Ale Carlo Fabrizio Vidua, Cunt Cunsan. Innamorati di Liber, collezionista, archeologo, ci sa da una gran via Zavei, Vidua diventerà un dei più arsigus viaggiatori dell'Ottocento e sarà, merci a sua testardaria e a sua œuvre persuasion, che Carlo Felice a scappare la collezione che mare del Museo Egizio. Il gusto di viaggiare è il più bello di tutti i gusti, soprattutto nei paesi ricchi di ruine e di memorie grandi, ha scritto Vidua, da mentre che lei entraîne parte verso l'Egitto. Un paese che invisca sua curiosità, e come merci alle conte del zar Alessandro I, che l'aveva conosciuto in suo viaggio in Russia, ma non poi con chi un scambio intellettuale ardì e fusionante. Anta terra di Faraon sta 8 mesi, viaggiando dalle sbocche del Nilo fino alla Nubia. A descrive la grandura dell'Egitto con parole e disegni e con l'anvia di non separarsi da tanta maraviglia, ha archei una sua cita collezione da portare in Italia, a testimonianza di una civiltà tra le più charmanti che l'abbia mai vista. Al Cairo incontra Monsieur Drovetti, già consul generale di Francia, che mostra la gioiera da Nendis e sua collezione d'antichità egizie. Vidua resta frappà e non capisce d'amblè l'importanza. Con l'aiuto di un gruppo di aristocratici piemontesi, savanti e antivisti, a slapia a cœur e a s'ingaggia perché sia a Turin a sicurezza tanta ricchezza di storia, d'arte, d'archeologia e blessa. Questo patrimonio mi sta moltissimo a cuore, ha scritto Vidua. Desidero che i forestieri non possano più dire Turin è une ville fort jolie et fort régulière, mais il n'y a presque rien à voir. Del 1924 il conte de Cunsan ha poi vedere il suo sogno realizzato. Merci alla buona avventura di questo savant visionare, si riesce a far arrivare a Turin milioni di persone che d'antlura a chi tu non dar versese ante le sale del Museo Egizio.